don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace, take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's night or day. But please don't put your life in the hands of a rock and roll band. We'll throw it all away. I'm gonna start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face, 'cause you ain't ever gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. Che alba piacevolissima che c'era stamattina fuori. Drumburn, il tamburo bruciante. Occhio che fuori ogni tanto trovi queste buche, lasci le gomme. In questa giornata della mia vita fai da te ho deciso di vivere qua, in questo paesino di fattorie. Vedo già le lepri che corrono nei prati di prima mattina, tipo Giorgi. Io credo che un GoPro sia una schifezza, ma in realtà fidati che è un sogno. Che dice attenzione, tori nel recinto. Peccato perché era bello. Che facciamo? Ci facciamo incornare? Ci sono rimasto un po' malino. Vabbè, nulla di epico, però era piacevole. Che forte, guarda, vedevo nelle case ci sono quelle griglie all'ingresso, perché così non ci vanno gli animali tipo, non so, i cervi, piuttosto che le mucche libere, le pecore, così non entrano e non sporcano. È la cabinetta fatta dai bambini della scuola. Oh, pensa che sta casa qua è una chiesa. Che storia. Pazzesco, una chiesa questa.
nuove stanze, guarda anche un cupo, incredibile. E qua? Cavolo. E qua in teoria? Guarda cosa c'era. Ho malissimo alle mani. Sembra tutto normale, ma col discorso del venticellino, cioè le temperature percepite sono sempre sotto zero qua. Guarda che avventure che devo fare ogni volta. Che miseria. Dai, fermati. Vediamo che si sbriscia anche le coppe. Tutto stretto qua in Scozia, tutto stretto. Sta mania di complicarmi la vita ogni volta. Non potevo passare per... Dai, fermo. Fermo però. Dai. Op. E op. Fa che sei corrente, robe strane, no? Dai, cosa che me la tocca fare? Sbloccato il cimitero. Sì, le tracce qua, chi le ha fatte un po' così, accidenti. Innanzitutto le ha fatte come escursionismo. Morning. Queste sono le rovine dell'abbazia di Sweetheart. Detto, tradotto così letteralmente significa dolce cuore, in realtà però Sweetheart si dice tipo, lo dicono non so, tipo le nonne, i nipotini piuttosto che i fidanzatini, significa dolcezza, no? O Stea da noi altri, Stea com'è, tanta roba, camminare tra gli antichi cimiteri scozzesi. Il primo che feci fu nella foresta di Tino Bryce, c'era proprio il nulla e in mezzo al nulla c'era sto cimitero così, molto più antico perché qua le scritte le riesci a leggere. Spero che non farò incubi strani stasera. La Scozia è così, tu sei nell'Inter, ti trovi abbazie abbandonate, castelli, rovine, cimiteri, una specie di tomba di famiglia, di qualche duni con tanti schei, incredibile. Come se non bastasse a completare l'atmosfera, è pieno di corvi. Questa antica abbazia è abitata dai corvi. Peccato che sia chiusa, ma giustamente è un edificio a dir poco pericolante. Breakfast. Non capisco. Mamma mia, se è un labirinto sta traccia, ma riuscirò? Venighine fuori, porco cane. Ma è tutto chiuso, fioi. Tocca far così perché sennò veramente fioi. Sta mania di ligare tutto. Cazzo, faccio anche il gruppo meglio di quello che ti ho fatto qui. Ah, ma ce la farò, fioi. Ce la farò. Anche qua ligato, qua catene. Sta morti, cani. Fermati. Ah, a meno che qui dice non ci sia un tori, ruscelletto, di là sì un toro nero, ok, sì ma non di qua in teoria, o forse sì, sì sono tante impronte pesanti e boasse, andiamo un po' più in alto che da qua vediamo meglio la situazione, non vedo tori io qua, e di questa è una delle mie paure perché qua siamo, come dire, bassi. Quando mi ritrovo poi nelle Highlands, se arrivo a fare decine di chilometri, salite, sono stremato e trovo un punto che non posso proseguire, devo rifare tutto da capo, hai capito, quando magari ero quasi arrivato alla fine del tracciato, sono cazzi. Cazzo di giri qua, vai, dai, si ma avanti, cantera. Un giorno zecche, temporaneo, esatto, era questo. Fammi vedere, ci passo in bici qua. Casa incredibile, figa questa. 3 cese e 7 case. Zecche, stay away from me, please. Statevene alla larga, zecche, ai cinghiali. Bello. Guarda che posti. Where is the lake? Credo di aver conosciuto i midges, che sono quei tanto temuti moscerini microscopici che fungono, che ti mangiano, però
contemporaneamente sono anche tanto sfigati, quindi basta un po' di alito di vento oppure la velocità della mountain bike che non si attaccano. Sì, basta che si cali un po' il vento e tac che appaiono. Ma tipo chiedimi se sono felice 3000 volte sì. Ricordi la New Abbey Walks over here. Confermo that's al buco da Rio le case, non avevo un po' il falcán, che non vo neanche Alessia che alava, guarda fiori. Che simpatico villagetto, con tutti i suoi bei fioretti e panchinette in legno, chiusetti che svoia. Ciò che ho sempre amato della Scozia, adesso pesa i termini che uso, passa, vedi? È che c'è molta povertà, perché sto vedi è tutto scarno, le casette di poco valore eccetera, ma tutto estremamente valorizzato, quindi tenuto in ordine coi fioretti, pulito, coi decorazioni, i colori, flashback di gioventù, tutte queste stradine con queste murette, è pieno di cervi e cerbiatti. No vabbè dai, le Piegore stagliate sull'oceano, guarda come sono stagliate, guarda quella, è stagliatissima. Come mai siete scampate fuori? Ah, di là siete andate. Calma che te fa male, calma. No, non succede niente. No problem. No, sta tranquilla, mamma mia. Guarda che spettacolo qua fuori, guardate. Wow, dimmi se è normale uno spettacolo del genere, ora capite? Perché ero sempre in fissa di tornare in Scozia, perché per me è il posto più bello del mondo, non c'è paragone, è il posto più bello del mondo. E che qui, con tutto il rispetto, siamo solo a Dumfries, cioè è Dumfries come zona è la parte più sud che esiste della Scozia, voglio dire, quindi siamo proprio appena entrati. Dove magno Dio gatto, guarda, beh sì, no, ho fatto proprio delle belle foto. Sì, grazie, però sì, basta, corto. Però ancora mucche col pelo corto, non ci sono ancora le mucche delle Highlands, quelle che c'erano a Tine Bright. Good morning. It's private. Ah, ok, sorry. Have a nice day. Wow, porca vedi, che pace la Scozia. Senti il rumore del torrente, gli uccellini, e ogni tanto cra, che si ricordi. E niente. Questa è la mia vecchia Scozia. Che posti, fiori. Mamma mia. Che ben che si sta. Noi neri, noi zingari, noi niente, noi lupi, noi orsi, un paradiso. Ritorno a casa, fioi, il lavoro chiama, è lì casa mia, fronte oceano. Pausa caffè, meditatissima. Ah, fammi vedere qua il mezzardino come sei. Bene dai, sono belle le giornate così come me le sto organizzando. Alla mattina vado in giro in bici, esploro, vado a piedi, cioè faccio moltissima attività fisica, poi torno diciamo giusto per pranzo, in ritardo di un'oretta per pranzo, comunque più o meno all'ora di pranzo, e poi lavoro, ok? Così dici sì, i pro ci sono tutti, perché ti godi le ore di luce, lavori quando c'è buio, c'è tutto perfetto. L'unica cosa che soprattutto magari per un lavoro come il mio, se sei già stanco fisicamente e mentalmente perché hai avuto varie emozioni, varie cose interessanti eccetera, hai meno risorse per il lavoro, sei un po' meno carico, insomma, ecco. Probabilmente è una questione anche di farsi l'abitudine, insomma, ecco. Stavo vedendo sti osei qua che avevo fotografato, Eurasian Oyster Catcher, che è un cattura oyster. Che cazzo sono le oyster? Ah, beccazza di mare, cacciatore di ostriche. Ah, giusto, oyster, ostriche, giustamente. Iniziamo con un po' di tipicità. Fish and chips con l'insalata. Quindi niente chips. Vabbè dai, casomai do chips del numero. Mamma mia, da vomitare. C'è una di queste, non so quale. Sembra l'insalata normale. Cioè è buona, è fresca, ma ha un gusto tipo amarissimo, strano, mai sentito in vita mia una di queste. Odio buttare via la roba, ma devo buttarla. Se c'è una cosa che ho imparato in Scozia è che sono le wine o'clock.